Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in onda, in diretta, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. È una giornata un po' di transizione in Veneto, è l'ultimo sabato prima di Natale, giornata scelta da molti per shopping, per magari incontrare qualcuno che non si vede da un po' di tempo, per avvicinarsi al Natale, non solo dal punto di vista spirituale, questo ognuno poi lo fa per conto suo, ma per le compere, per organizzare quello che si potrà organizzare, visto che siamo ufficialmente e tecnicamente in giallo a partire da oggi, perché scatta da questa mattina l'ordinanza di Luca Zaia emanata ieri, poi la rivediamo un po' nei suoi contenuti. Zona gialla per il Veneto in questo momento vuol dire mascherine obbligatorie all'aperto e qualche altra situazione che scopriremo con il passare del tempo nel nostro telegiornale. Allora, noi siamo in attesa di collegarci, visto che parliamo di situazioni complicate, con Chiara Gaiani, che si trova all'ospedale, quello che tutti definiscono come Schiavonia, che in realtà è un ospedale che sorge a Monselice, ma è l'ospedale di servizio della Bassa Padovana, l'ospedale Padova Sud, possiamo chiamarlo così, Madre Teresa di Calcutta, dove questa mattina c'è un'iniziativa organizzata dai sindaci del territorio che, assieme anche agli operatori, ad altre forze civiche, civili, hanno deciso di chiedere ancora una volta il mantenimento dell'ospedale come nosocomio normale e non come Covid Hospital. Allora, vediamo se Chiara Gaiani ci dà qualche informazione, altrimenti facciamo così, vediamo con la regia di Renzo Rigone, vediamo subito che cosa cambia a partire da oggi con l'ordinanza di Luca Zaia e poi andiamo a vedere tutte le ricadute, tutto il resto. Al di fuori dell'abitazione è obbligatorio l'uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto, pubblici e aperti al pubblico. Mascherine obbligatorie all'aperto in Veneto, sforati tutti i parametri che da lunedì faranno entrare la regione in zona gialla. Il presidente Zaia anticipa la misura ed emana una nuova ordinanza con regole e raccomandazioni che resteranno in vigore fino al 16 gennaio. Mascherine sempre indossate dunque, ma anche una stretta su ospedali e RSA con aumento della frequenza dei tamponi sul personale. Prevedendo un test ogni 4 giorni, quindi i nostri dipendenti, per capirci, o quelli di casa di riposo, avevano un test ogni 4 giorni. Era ogni 10 prima. Indipendentemente dallo stato di vaccinazione, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi. La circolazione del virus in Veneto è altissima e si rialzano le barriere di protezione nei confronti dei più fragili, a partire dagli anziani ospiti delle RSA. Sono sospese le visite agli ospiti delle strutture residenziali, cioè le RSA, per anziani e non autosufficienti da parte dei minori di 12 anni. Questa è proprio anche l'indicazione internazionale per l'alta circolazione del virus in fasce d'età così basse. Altra misura dolorosa a ridosso del Natale è la sospensione dei rientri in famiglia degli anziani in casa di riposo, salvo eccezioni con tampone e quarantena al rientro. Il contesto a casa di riposo qual è? Test ogni 4 giorni a tutti gli operatori, test ogni 10 giorni a tutti i presenti, cioè gli ospiti, e chi esce quando rientra si fa un tampone al primo giorno, un tampone al settimo giorno e resta in isolamento i 7 giorni. Stessa roba vale per il nuovo ingresso in casa di riposo. Obbligo di quarantena e DAD in attesa del test anche per gli alunni delle scuole in caso di un positivo in classe. Non è che finito la lezione in DAD te toi a borsa te vai a giocare a calcio, vai a danza o vai a giocare a rugby. In quei 2 o 3 giorni o 24 ore, quello che sarà. Ma c'è l'istituto della quarantena che dà modo al genitore anche di avere, diciamo, la possibilità di invocare la quarantena per problemi lavorativi. Poi l'ordinanza contiene una serie di raccomandazioni: autoisolamento fino all'esito del tampone in caso di sintomi anche lievi come mal di gola o raffreddore, adesione alla campagna vaccinale anticipando a 5 mesi la terza dose, agli enti locali la raccomandazione di prendere misure per evitare assembramenti, infine in vista di cene e riunioni familiari arieggiare i locali ed eventuale test rapido prima di incontrare parenti o amici, con tanto di dimostrazione pratica del presidente. Se si vuole un test rapido, che sarà anche tanto contestato, però insomma
con è sempre meglio che senza. Le prossime settimane saranno decisive, continua il governatore. Se siamo fortunati il picco lo passiamo tra fine dicembre e la prima settimana di gennaio. Considerate che oggi siamo al picco massimo dell'anno scorso. Allora, ci sono notizie che riguardano la giornata di oggi, ci sono notizie che riguardano l'immediato futuro, si va fino a gennaio, avete sentito con il governatore per quanto riguarda le previsioni di un ipotetico picco. Noi però andiamo a vedere la stretta attualità, la cronaca quasi, possiamo chiamarla, con Chiara Gaiani, che proprio in questo momento è davanti all'ospedale Madre Teresa di Calcutta della Bassa Padovana. Stiamo attenti a chiamarlo Schiavonia perché è colloquialmente chiamato Schiavonia, ma poi chi abita in zona magari ci chiama, ci scrive per dire attenzione, quello è Monselice. Quindi Chiara, raccontaci che cosa sta succedendo. Buongiorno Ferdinando e buongiorno a tutti i telespettatori. In realtà adesso, come potete vedere, qui è quasi deserto, nel senso che ci sono alcune auto parcheggiate, ma davvero il movimento è molto molto scarso. In realtà fino a un'ora fa qui davanti c'erano gli operatori sanitari con medici e infermieri dell'ospedale di Madre Teresa di Calcutta, degli ospedali riuniti di Padova Sud, insieme ai sindaci di questo territorio, ancora una volta per chiedere di porre l'attenzione sulla condizione di questo ospedale. Sappiamo che il passaggio alla fase di emergenza 3 ha fatto in modo che questo ospedale di fatto diventi un Covid hospital. Sono aperti il punto nascite, restano aperti i poliambulatori, ci ha appena detto il sindaco di Monselice, che è il presidente della conferenza dei sindaci di questo territorio, ma alcune urgenze, alcuni ricoveri particolari da qua dove ci sarebbero le strutture adeguate ovviamente per poter sostenere i pazienti vengono dirottati in altri ospedali della provincia, perché qui sono stati ricoverati soprattutto pazienti che hanno il Covid. È la terza volta che succede nel giro di quasi 2 anni. I sindaci rappresentano la difficoltà di tutto il territorio e continuano a essere al fianco ai cittadini. Questa settimana è stata una settimana importante perché c'è stato un incontro con il direttore generale dell'ULSS 6, Paolo Fortuna, e poi c'è stata un'importante direttiva emanata dalla sanità regionale, da Luciano Flor. Paolo Fortuna si è impegnato a fare delle assunzioni, si è impegnato anche a ridisegnare l'emergenza in caso, speriamo di non ritrovarci ancora in una fase acuta della pandemia come quella che stiamo vivendo. Flor ha firmato una delibera che garantisce a tutti i pazienti dell'ULSS 6, sapete che i cittadini che vivono in questo territorio nella provincia di Padova sono stati colpiti anche dall'attacco degli hacker, di poter avere le prestazioni con le urgenze stabilite dai sanitari in tutte le ULSS del Veneto. Erano 2 richieste che facevano anche i sindaci cittadini di questo territorio, che però si sono dati anche un altro appuntamento. Saranno qui nel pomeriggio del 26 dicembre per manifestare solidarietà, che all'interno sta lottando, sta lavorando, ma anche perché l'attenzione su questo ospedale, sulla situazione di questo ospedale non si spenga. Allora Chiara, c'è da dire naturalmente che la struttura del Covid Hospital del Madre Teresa di Schiavonia, chiamiamolo così, ha permesso di gestire in modo, secondo i tecnici, proprio secondo gli addetti ai lavori, in modo esemplare le fasi critiche delle prime ondate della pandemia. Per la struttura stessa di un ospedale nuovo di zecca, credo che sia uno degli ultimi costruiti in Veneto, con degli impianti anche all'interno proprio strutturalmente all'avanguardia. Quindi immaginiamo che la situazione sia un po' complicata. Zaia ha già dato delle risposte nei giorni scorsi, vedremo che cosa succederà. Ci sono altre situazioni in Veneto dove i territori tirano un po' per la giacca il governatore o chi organizza la sanità in loco proprio per problemi simili. Chiara, allora noi adesso abbiamo una breve pausa pubblicitaria, quindi ti lasciamo andare perché sappiamo che c'è molto da raccontare oggi a Padova. Al volo hai qualcosa di cronaca da darci? Allora, volevo raccontarti questo, la storia di questo ragazzino eroe di Campo San Martino, che cercheremo di approfondire poi nei telegiornali di questa sera. 13 anni, l'autista del pullman dove era anche lui ha avuto un attacco cardiaco. Lui ha avuto la potenza di riflessi di sostenere l'autista era riuscito a fermarsi, di aprire le porte del bus, di correre a chiedere aiuto, di fatto l'ha salvato. Davvero una bella storia. Sono partite le vaccinazioni pediatriche in fiera e quindi insomma vi racconteremo come sono
sono andate davvero molto bene nei TG di questa sera, e se mi permetti al volo vorrei ringraziare Mattia Zanon, che mi ha accompagnato, uno stagista tirocinante della nostra redazione, che ci ha accompagnato in queste 2 settimane, e davvero insomma ci ha fatto molto piacere averlo con noi. Allora, giovani leve che crescono con giornalisti invece esperti che sanno muoversi. Chiara, grazie intanto per questo collegamento. Ci sentiamo poi nel corso della nostra informazione se ci saranno altre informazioni. Buon lavoro, buona giornata. A voi. Noi siamo qui solo adesso per lanciare al volo la pubblicità. State con noi, torniamo fra pochissimo, parliamo di meteo perché come sempre tutti i sabati abbiamo Nicola Sfaronato che ci racconta che tempo farà nel fine settimana. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Informazione anche meteo, perché sappiamo l'importanza in questi giorni, da qui a Natale, della fase climatica che stiamo attraversando per il turismo, ma anche per la voglia di chi vuole uscire, magari andare a fare 2 compere, una passeggiata, vedere una città d'arte. Insomma, è importante sapere che tempo fa e che tempo farà, ma anche che tempo ha fatto nei giorni scorsi, perché abbiamo delle immagini molto belle poi da farvi vedere. Ne parliamo con Nicola Sfaronato della pagina Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, come sempre, come quasi tutti i sabati, qui con noi. Buongiorno Nicolas. Buongiorno Ferdinando e buongiorno a tutti gli amici che ci stanno guardando. Allora, sarà un buon giorno, sarà un buon fine settimana? Beh, come sempre sono punti di vista, come dico sempre io. È chiaro che anche il weekend sarà sotto l'insegna dell'alta pressione, quindi regalerà giornate stabili di bel tempo, soprattutto in montagna, perché comunque in pianura, soprattutto negli ultimi giorni, molte zone hanno avuto a che fare con la nebbia, quindi insomma un cielo un po' più grigio e soprattutto tanta umidità e temperature molto più contenute. Però in tutte le aree pedemontane a ridosso dei rilievi e a tutte quante le nostre montagne, direi che stiamo vivendo più una primavera o, se vogliamo, un autunno rispetto a un inverno, perché effettivamente lo notiamo tutti, il bel po' di neve che era riuscito a scendere nel ponte dell'Immacolata, quindi l'8 dicembre, vediamo che pian pianino il bianco sta lasciando sempre di più spazio al colore marrone in montagna, ecco. Quindi soprattutto nelle zone esposte a sud, quindi che ricevono sole dal mattino alla sera, anche in quota la neve si sta sciogliendo anche grazie appunto al fenomeno dell'inversione termica, e quindi sta facendo caldo anche in quota. Purtroppo non ghiaccia da parecchi giorni anche fino a Cima Grappa, quindi a quote elevate se non molto elevate, e quindi ovviamente la neve ne va a discapito e si sta sciogliendo, ecco. Nicolas, quasi a conferma di quello che ci stai raccontando, vediamo con la regia di Renzo Rigon i dati dell'ARPAV delle varie centraline in giro per il Veneto. In questo momento, proprio a mezzogiorno, vediamo 9 gradi, 10 gradi nella Pedemontana, ovviamente come ci dicevi tu qualcosa in meno nelle fasce della pianura, 4-5 gradi nel Padovano, 3 gradi magari un po' più a sud dove c'è la nebbia. Qualcuno ci ha già confermato che c'erano banchi di nebbia questa mattina, ma vediamo che anche sulle alture del Bassanese, ma non solo, addirittura 4-5 gradi, 3 gradi, quindi una situazione che potrebbe rovinare, passateci il termine, il Natale a qualcuno che invece si aspettava un bianco Natale. Sì, diciamo che sono stati giorni proprio dove l'alta pressione è stata la protagonista, e come spesso succede in questo periodo abbiamo avuto a che fare con il fenomeno dell'inversione termica, quindi con freddo soprattutto nelle aree pianeggianti e ricoperte dalla nebbia, con temperature che anche durante il giorno difficilmente hanno superato lo zero. Ad esempio ieri e l'altro ieri nella zona a sud di Padova, buona parte del Veronese, centro meridionale e anche Rodigino, hanno avuto temperature con estremi -3, -2 di notte e +2, +3 di giorno, quindi insomma un freddo molto pungente, tra l'altro con un grande apporto di umidità. Infatti c'era la nebbia e di conseguenza quindi si fa ancora di più sentire. L'unica nota positiva di queste zone, se per chi come me è appassionato del fenomeno, è il fenomeno della Galaverna, che quindi la nebbia ghiaccia a contatto con
qualsiasi tipo di superficie con qualsiasi tipo di pianta, e quindi insomma si vedono magari le piante, le siepi o comunque anche i campi sempre con questo color bianco di questi cristalli di ghiaccio che vanno appunto a congelare appena appunto le goccioline di nebbia si appoggiano su queste superfici. Questo ecco è un fenomeno molto particolare che si osserva non molte volte, specie nelle zone pianeggianti. Invece si osserva molto più di frequente nella Valbelluna, dove appunto in queste zone sono scesi circa 30-40 cm di neve, come d'altronde sulle alture appunto tra l'8 e il 9 di dicembre, ma tuttora questa neve permane, e sì che siamo ad altitudini comprese tra i 200 e i 400 metri, con nebbia praticamente ogni mattina, e il fenomeno della galaverna che con il passare dei giorni si è accumulato sempre di più, portando appunto questi cristalli di ghiaccio ad essere addirittura grandi, intorno ai 3, 4, anche 5 centimetri in alcune zone. Decisamente spettacolare e anche suggestivo, ma ci sono stati parecchi anni in cui si è visto davvero poco di galaverna, di brina sugli alberi. Quest'anno qualcosina in più. Mentre noi parliamo, stiamo facendo vedere ai nostri telespettatori anche un'immagine che ci arriva dalle webcam sull'altopiano. Qui siamo a Campomulo e vediamo che per gli amanti dello sport, dello sci da fondo, la giornata è decisamente interessante. Ma Nicolas, ti chiediamo, allora, la prova del 9, che cosa succederà da qui a Natale? Dobbiamo mettercela via, come si dice in dialetto, per un Natale al fresco, o può cambiare ancora qualcosa? Ma guarda, diciamo che oggi e anche domani, appunto, come già accennavo, saremo sotto effetto di quest'alta pressione. Domani si farà sentire soprattutto sui monti, dove le temperature saranno veramente miti. Pensate che dovremo avere intorno ai 7-9 gradi a 1500 metri di quota, quindi un valore veramente anomalo. Siamo circa 10 gradi oltre le medie del periodo per domani in quota. Ovviamente questo aumento termico non si farà sentire sulle zone pianeggianti, perché comunque avremo ancora a che fare con il fenomeno dell'inversione termica, mentre poi da lunedì e poi martedì si avvicinerà un nucleo di aria fredda di origine artico-continentale, quindi dalla Siberia con furore si avvicinerà a questo appunto nucleo di massa gelida, che però appunto lambirà solo in parte le nostre regioni, specie di nord-est e le zone adriatiche italiane, però il grosso rimarrà, come spesso accade sui Balcani, insomma, quindi aspettiamoci un po' più di freddo, soprattutto in quota. Il calo in quota sarà vistoso anche nell'ordine dei 10-15 gradi nel giro di 24-36 ore, quindi insomma un calo veramente importante, e direi anche finalmente, perché è molto più normale avere meno 5, meno 10 a Cimagrappa che avere i più 10 di questi giorni, ecco, quindi assolutamente questo sì. Però insomma sembra che il tempo rimanga comunque stabile almeno fin verso la metà della prossima settimana, quindi fino a mercoledì, giovedì sicuramente non avremo cambiamenti particolari, se non qualche nube in più con l'arrivo del freddo in quota, però in generale senza precipitazioni che ci contraddistingueranno il tempo bagnato in pianura e poi di neve in montagna. Allora Nicolas, visto che Natale fra qualche giorno, per gli auguri noi ci risentiamo anche con i nostri telespettatori, con te appena prima delle festività, per fare un po' tirare le somme della settimana prossima e vedere che tempo farà nell'ultima decade, negli ultimi giorni dell'anno. Intanto grazie per queste informazioni, buona giornata, buon fine settimana. Grazie a te Ferdinando e buon weekend a tutti. Speriamo, come si suol dire. Allora, cambiamo decisamente argomento. Intanto ringraziamo Nicolas, che è sempre gentilissimo, ci racconta sempre un mucchio di cose interessanti. Cambiamo decisamente argomento. Sono appena arrivati i dati che l'azienda Zero ci fornisce ogni giorno, e sono da prendere un po' con le pinze, perché ci sono 4.016 nuove positività ed è un numero comunque alto, non sono i 5.000 e oltre di ieri, ma sono numeri piuttosto alti. Sono 574.000 le persone positive dall'inizio dell'emergenza. In questo momento abbiamo 58.405 persone positive in Veneto. È plausibile pensare che arriveremo a 60.000 entro la fine di questa settimana. Sono 12.161 le persone che hanno perso la vita nelle scorse ore, e proprio qui c'è uno dei dati un po' più
po' più brutti, un dato davvero drammatico, ma è un dato che vedremo al rientro dalla pubblicità, perché adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi, torniamo fra pochissimo, abbiamo i dati, abbiamo le vaccinazioni, abbiamo molte altre notizie anche di cronaca da darvi, state con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi per informarvi di quel che accade in Veneto. Stavamo dando un'occhiata ai dati, gli ultimi dati arrivati dall'azienda Zero dalla regione del Veneto prima della pubblicità. Continuiamo a vederli perché sono dati un po' preoccupanti, soprattutto per quanto riguarda i contagi. I numeri del contagio, come abbiamo visto, sono 4.016 le nuove positività per un totale di 58.405 persone positive in questo momento in Veneto. Un dato decisamente in controtendenza con quelli della sanità, perché in questo momento la sanità del Veneto addirittura ha bilancio negativo rispetto alla giornata di ieri. Sono 1079 le persone ricoverate in area non critica, di cui 974 che sono ancora positive, 105 che si sono negativizzate. Sono 162 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 153 ancora positive, 9 negative. Però, vedete, il bilancio rispetto a ieri è di 6 persone in meno in area non critica, 1 persona in meno in terapia intensiva, bilanci che magari cercheremo di capire, di inquadrare o di mettere nella giusta prospettiva. C'è poco da dire invece sull'ultimo dato di questa tabella, un dato davvero drammatico: 26 decessi riscontrati nelle ultime ore, è il numero più alto degli ultimi giorni, ci pare di ricordare, almeno di questa fase così delicata della pandemia. 26 morti in un giorno non si vedevano da tempo in Veneto. C'è da dire purtroppo che i bilanci negativi negli ospedali sono sicuramente legati anche al numero che avete visto, perché questo dato dei 26 decessi riguarda le situazioni ospedaliere della regione del Veneto. Andiamo invece a vedere l'altra tabella di giornata, che è quella dei vaccini. Anche questi aggiornati a poco fa. Sono 49.746 i vaccini somministrati nella giornata di ieri, un numero molto alto che resta in linea con la tendenza degli ultimi giorni. Sono 2.331 le prime dosi, 2.074 i cicli completati, mentre, e questo lo sappiamo, farà parte del leone l'inoculazione della terza dose, l'addizionale, il cosiddetto booster, sono 45.341. Il Veneto ha somministrato il 95,3% delle dosi a propria disposizione. Scendiamo ancora nella seconda parte di questa tabella per vedere i numeri sulla popolazione totale. Il 78% della popolazione è residente in Veneto alla prima dose, 76,4% alla seconda dose, 78,9% una dose alla prenotazione, 24,8% dei veneti, quindi praticamente un veneto su 4 dei residenti, quindi compresi tutti quanti, anche i bambini, anche chi in questo momento non rientra nella campagna vaccinale, ha avuto la terza dose. Inquadriamo questi dati nel volume dei vaccinabili, quindi l'86,6% dei veneti ha vaccinabili almeno una dose. Vedete questa cifra con il 100% degli anziani e degli over 80 coperti. L'84,8% è coperto anche con la seconda dose, siamo al 99%. Il 100% degli over 80 è già prenotato per la terza e il 27,5% dei veneti vaccinabili in questo momento hanno anche la terza dose booster. Da oggi c'è questa nuova grafica, questa nuova parte della tabella che ci dice l'età 5-11 anni. Ovviamente la seconda dose non è ancora prevista, perché le inoculazioni ai bambini fra 5 e 11 anni sono iniziate da pochi giorni, addirittura iniziano oggi in alcune aziende sanitarie del Veneto, ma lo 0,7% di questa fascia ha già fatto la prima dose e, questo è importante, l'8,8 ha già una prenotazione, quindi sono numeri molto molto importanti in questa fase. Poi c'è da dire che ovviamente non è prevista la dose addizionale booster, la terza dose in questo momento per i più piccoli. E quindi questi erano i dati dal Veneto, incrociati fra
l'emergenza, il contagio, la pressione sulla sanità. Ricordiamo, dato veramente drammatico, oggi ci segna 26 morti in Veneto. Non si vedeva da un bel po' e invece sta andando molto bene, sta filando liscia la campagna vaccinale. Adesso vediamo un servizio, vediamo il punto della situazione nella Marca trevigiana, con un record di contagi purtroppo e anche vandali in azione al centro di Altivole. Prima in Veneto, seconda in Italia, Treviso è la provincia con il più alto numero di contagi, dietro solo a Trieste. Un primato che lascia atterrito anche il direttore generale Francesco Benazzi, che oggi ha contato su 9.800 tamponi effettuati il record di positivi della quarta ondata, 1.515. 1.515 è una cosa spaventosa, è una sensazione prima di tutto di tristezza, perché chiaramente mi rendo conto che andiamo di fronte a un periodo difficile e poi anche un po' di depressione, se devo dire, e dopo anche di sconsolatezza, perché, come dire, ci sentiamo quasi impotenti di fronte a questa nuova montata, questa nuova ovviamente quarta ondata. Nella Marca, annuncia il DG, ci sono 63 comuni con un'incidenza superiore ai 500 casi ogni 100.000 abitanti. Ad aggiungere carico emotivo anche l'ennesimo atto vandalico che si è verificato questa notte al centro tamponi di Altivole, dove ignoti hanno divelto il palo dell'illuminazione all'ingresso, tranciando un cavo e facendo saltare la corrente. Poi hanno asportato un faro a LED. Danno immediatamente individuato dal Vigilantes, che ha causato un rallentamento di mezz'ora al lavoro dei sanitari, poco dopo ripristinato. Intanto anche il pronto soccorso è in sofferenza, con centinaia di chiamate in entrata nelle ultime 24 ore, per la maggior parte positivi non vaccinati e con sintomi. Noi ci troviamo nella condizione che il SUEM arriva anche a 500 chiamate al giorno. Di questi buona parte sono Novax, ovviamente, a casa, positivi, di questi 1.500 e altri nelle varie giornate, che manifestano sintomi e cominciano ad aver paura. La speranza è ora che le vacanze natalizie, con lo stop al 23 dicembre delle lezioni, diano tregua alla catena di contagi in classe innescata da settimane. Il 18% dei positivi nella Marca ha meno di 12 anni. A Treviso ci sono oggi 66 classi in quarantena, 441 in monitoraggio. Per questo i punti tampone di Conegliano, Casieri e Castelfranco, sempre da oggi, sono stati convertiti solo per screening scolastici. Spero che l'esperimento funzioni e il messaggio che mando a tutti è: i Covid point che abbiamo aperto per le scuole sono solo per le scuole e verrete contattati con un'email, i genitori, quindi saranno solo per voi, per evitare che i bambini facciano le code. 9.700 le vaccinazioni effettuate ieri, un dato record, oltre 3.500 ad Ormelle. Ora che si contano anche i più piccoli, la copertura vaccinale nella Marca è del 77,8%. Sappiamo che la zona gialla è stata letteralmente anticipata dall'ordinanza di Luca Zaia. Siamo andati a sentire che cosa ne pensano i vicentini. Le restrizioni erano prevedibili, visto come stanno andando le cose. Speriamo di non diventare rossi, ecco, questa è l'unica speranza. Credo che la mascherina sarà obbligatoria anche all'aperto e vabbè, gli assembramenti non saranno vietati e l'obbligo di Green Pass, di Super Green Pass, il resto non so. Si sapeva già, dai, si sapeva già. E cosa cambierà? Nulla. Cosa cambia? Nulla. Mascherine le portiamo lo stesso. Vaccinata, almeno io sono vaccinata ora con la terza dose giorno 28. A noi non cambia niente. Per le persone che non vogliono sentire ragione ci saranno sempre. So che comunque c'è il discorso di mascherina anche all'aperto. Effettivamente poi le altre regole cioè credo che non. Per chi ha Super Green Pass? Ah vabbè, Super Green Pass c'è l'accesso appunto ai ristoranti, cosa che invece per chi non ha il Super Green Pass non è fattibile, ma solo all'esterno e basta. Cosa cambierà? Sinceramente ormai non ci penso neanche più, perché è 2 anni che siamo così, quindi non mi fa differenza. L'importante è riuscire a venire a lavorare e il resto si vedrà. Accettiamo. Non possiamo, dobbiamo rispettare le regole, continuare così e sperando che migliori prossimamente. Andava fatto perché i casi stanno salendo e cerchiamo di avere tutti buon senso e di passare quantomeno le feste anche se gialli.
Quindi cosa cambierà? Cambierà che ci vorrà più prudenza e sostanzialmente quello che si può evitare si evita, evitando di chiudere tutto di nuovo. Ora noi facciamo l'ultima breve pausa del nostro Focus TG, state con noi, torniamo fra pochissimo, siamo in onda fino alle 13. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Sappiamo che nei giorni scorsi è iniziata in alcune aziende sanitarie della regione la vaccinazione dei più piccoli, hanno già inserito le strutture regionali i dati dei primi giorni di vaccinazione anche nella tabella quotidiana proprio della campagna vaccinale. Oggi inizia a Padova questa fase così delicata della campagna vaccinale. Per noi c'è sul posto Chiara Gaiani. Buongiorno dalla Fiera di Padova, siamo all'interno del padiglione 6 dove questa mattina è iniziata la vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni. Davvero coraggiosi questi piccoli, anche consapevoli di quello che stanno facendo. Ne abbiamo avvicinato qualcuno e ci ha detto che loro lo volevano questo vaccino perché non volevano prendersi il Covid. Come vedete è una giornata di festa, qui ci sono anche i clown ad accoglierli e i bambini accompagnati dai genitori al termine ricevono l'attestato di coraggio. Ma quanti sono i bambini che vivono nell'ULSS 6 padovane, le famiglie che hanno deciso di vaccinare i loro piccoli? Dei 7.000 posti messi a disposizione fino al 7 di gennaio, già 6.500 sono prenotati. Questa mattina qui in Fiera Padova ci sono i pediatri a vaccinare, sono 10 le linee vaccinali aperte, qui una a Est, una a Cittadella, lo stesso accadrà anche nella giornata di domani, ma è possibile vaccinare i figli anche durante la settimana, infatti ogni giorno ci saranno dei pediatri qui a vaccinare i bambini e stanno partendo le vaccinazioni anche all'interno degli studi dei pediatri, alcuni partiranno lunedì, altri subito dopo Natale. Abbiamo incontrato i responsabili dell'ULSS 6 Euganea che ci hanno detto che la situazione proprio per questa fascia d'età è molto critica. Pensate, ci sono attualmente 300 classi, soprattutto classi della primaria, dell'infanzia e dei primi 2 anni della scuola media in quarantena in tutta la provincia di Padova. Da ieri sono chiuse anche 2 scuole, la scuola media di Villa del Conte e la scuola materna di Saonara. Se ci saranno altre richieste l'ULSS è disponibile ovviamente a mettere a disposizione altri posti. Un'ultima precisazione, oggi è stata fatta la prima dose per alcuni di questi bambini, dall'8 gennaio si partirà con gli appuntamenti per la dose di richiamo, per la seconda dose che verrà fatta a tutti. Ecco, se non ci sono altre domande da studio, dalla Fiera di Padova restituisco la linea. Noi ringraziamo Chiara Gaiani per questo contributo, proprio le primissime vaccinazioni dei bambini padovani, fascia 5-11 anni in fiera, poi naturalmente nei prossimi giorni vedremo l'andamento di questa fase della campagna vaccinale osteggiata comunque da una fascia decisamente importante come percentuali della popolazione. Non si fermano i cortei Novax, non si fermano le manifestazioni no Green Pass, ma a volte questo tipo di iniziative trovano una fase contraria da parte delle amministrazioni comunali o comunque del tessuto commerciale. È successo qualcosa ad Abano? Vediamo. Nemmeno Abano accoglie i no Green Pass. La notizia di un corteo per le strade del comune termale è rimbalzata sui canali social del movimento Veneto No Green Pass. Sabato pomeriggio tutti ad Abano in piazza del mercato e poi corteo. Questo l'annuncio. Il sindaco aponense Federico Barbierato non ha perso tempo e ha cercato con ogni mezzo di impedire la manifestazione. Il primo cittadino, con il sostegno di esercenti e albergatori termali, è stato ricevuto dal prefetto per un vertice che ha imposto restrizioni. Alla fine il movimento No Green Pass ha desistito, non accettando una manifestazione statica ad Abano. E dagli approfondimenti tecnici che sono stati fatti e tutte le valutazioni conseguenti, sembra che la manifestazione non si tenga più ad Abano. Questa città è stata per 1 anno e mezzo in ginocchio a causa Covid e
e ha bisogno di rialzarsi, ha bisogno di vedere un po' di fiducia e di guardare anche al futuro con un po' più di ottimismo. Siamo soddisfatti di questa valutazione che è stata fatta e, ripeto, ringrazio il prefetto e il questore per il lavoro che hanno svolto. Il sindaco è stato chiaro: le manifestazioni no Green Pass non sono gradite ad Abano. Il territorio e il comparto terme sono stati messi a dura prova dalla pandemia e ora che si vedono i primi segnali di ripresa non può essere compromesso da eventi come le manifestazioni no Green Pass che preoccupano cittadini e turisti. Poi con tutte le questioni legate alla zona gialla, molte famiglie, molti turisti hanno voluto aspettare l'ultimo momento. Consideriamo che comunque in prossimità del Natale arriveranno turisti italiani nella nostra città anche in misura abbastanza buona. Visto il rifiuto di Abano al corteo, il movimento Veneto No Green Pass potrebbe tornare sui suoi passi e riproporre una manifestazione statica a Padova, anche se il sit-in di Piazza Sartori di sabato scorso non aveva raccolto le adesioni sperate, lasciando gli organizzatori delusi. Nel frattempo è stata confermata una manifestazione a Padova, statica, sotto le finestre letteralmente della prefettura, ma sentiremo poi i nostri colleghi della redazione padovana per le novità su questo argomento. Restiamo a Padova però, vediamo il bilancio della provincia che in questo momento è la più colpita in Veneto. Nella giornata dei contagi record in Veneto, Padova sfonda quota 1000 nuovi casi in 24 ore e si conferma la provincia con più positivi, circa 12.500 in tutto il territorio. Numeri così alti preoccupano, anche se a rendere la situazione leggermente più tranquilla è la stabilità invece nei ricoveri. In azienda ospedaliera noi stiamo constatando da alcuni giorni che i ricoveri, appunto, tra entrate e uscite, quindi nuovi ingressi e dismissioni, si aggira attorno ai 140. Non è che 140 sia un numero proprio basso, ecco, però il fatto di vedere che tutto sommato ci stiamo attestando attorno a questo numero di ricoveri ci fa sperare che effettivamente si possa aver raggiunto un plateau, insomma, no? È un numero che ci consente anche di sviluppare la nostra attività chirurgica, insomma, no? In azienda ospedaliera ci sono 33 pazienti in semi-intensiva e 29 in intensiva, di questi 25 sono giovani non vaccinati. In terapia intensiva abbiamo 29 persone, 25 sono non vaccinate e sono giovani, hanno un'età media di 60 anni. E l'augurio è chiaramente che possano uscirne bene, però no, la terapia intensiva non è una passeggiata, si ha un tubo in gola e quello non è che una volta tolto uno torni ringalluzzito, bello come prima. Si spinge sulle vaccinazioni, antidoto fondamentale per contenere i contagi ed evitare forme gravi del virus. Domani si parte con le somministrazioni ai bambini 5-11 anni, grande attesa con lo spettacolo dei clown che accompagneranno i primi 826 bambini prenotati al padiglione 6 della fiera gestito dall'USL 6 Euganea. Negli ambulatori dell'azienda ospedaliera invece le prime dosi sono state somministrate oggi. L'azienda si occuperà appunto dei soggetti pediatrici più fragili, cioè quei bambini, quei soggetti in età pediatrica che sono seguiti direttamente dai nostri centri e che quindi vengono, come dire, affiancati direttamente dal pediatra che li segue e che può dare i migliori consigli possibili, insomma, ecco. Intanto, per fronteggiare la domanda crescente di tamponi, sono stati allestiti 2 nuovi punti nel parcheggio della fiera dell'azienda ospedaliera. Il gazebo per gli adulti è operativo da oggi pomeriggio, quello per i bambini sarà pronto lunedì. Passiamo alla cronaca, passiamo a una segnalazione che ci arriva da Galliera Veneta, dove sono tantissime in questo periodo, immaginiamo come in altre zone del Veneto, i tentativi di truffa telefonica, tanto che il sindaco ha creato un avvertimento per i suoi cittadini. Attenzione alle truffe, a mettere in guardia soprattutto gli anziani è il sindaco di Galliera, che ha ricevuto una decina di segnalazioni tra i suoi cittadini in soli 2 giorni. Questo è il modus operandi dei truffatori. Chiamano a casa dicendo che un familiare del potenziale truffato ha avuto un incidente stradale e per rimuovere il mezzo incidentato bisogna pagare. Così, se la persona sprovveduta abbocca, si presentano a casa sua per riscuotere la cifra. Chiamano questi privati e queste famiglie e dicono che c'è questa cauzione da pagare e arriverà un funzionario a prendersi questi soldi per portare via la macchina che è incidentata. Attenzione soprattutto perché, spiega il primo cittadino, se ci fosse un reale incidente, gli addetti ai lavori si comporterebbero in altro modo.
se c'è qualcosa di questo genere, o il pronto soccorso oppure la pattuglia che è d'emergenza arriverebbero proprio loro personalmente e non chiamando telefonicamente. Ancora cronaca con un infortunio mortale, l'ennesimo infortunio sul lavoro, in questo caso siamo in provincia di Treviso. Ancora una vittima sul lavoro, ancora una vita spezzata nella Marca. L'ennesima tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a San Marco di Resana, nell'officina di tornitura meccanica Taccin in via Piave. A perdere la vita il titolare Giuseppe Taccin, 65 anni. A trovare il corpo senza vita dell'uomo poco dopo le 18, uno dei due figli che era andato a cercare il papà non vedendolo tornare a casa. Entrato nel laboratorio, la terribile scoperta. Saranno ora gli accertamenti affidati ai tecnici dello Spisal e ai carabinieri di Castelfranco ad accertare l'esatta dinamica della tragedia. Dalle prime informazioni pare che Taccin sia rimasto impigliato, forse con un indumento, al tornio al quale stava lavorando, finendo schiacciato dall'ingranaggio. Taccin era un artigiano esperto ed anche dopo la pensione continuava a fare qualche lavoro in proprio nell'officina a fianco casa. Giuseppe Taccin era assai conosciuto a Resana, molto impegnato nel volontariato, era l'anima del gruppo culturale San Marco ed era attivo in parrocchia, nella Sagra, nell'Avis, era anche medaglia d'oro dell'Associazione di Donatori di Sangue. La notizia della tragedia ha fatto velocemente il giro del paese. Sul posto anche il sindaco di Resana, Stefano Bosa. Perdiamo una colonna portante del paese, ha detto il primo cittadino. Taccin lascia la moglie, Lauretta, e due figli, Pablo e Riccardo. Prima di salutarvi vi diamo un paio di notizie di cronaca. Vediamo, abbiamo già anche le immagini che ci arrivano dai Vigili del Fuoco. In questo caso siamo a Schio, sulla strada per Torre Belvicino, dove c'è stato un incidente fra due auto. Come potete vedere, uno schianto pauroso, feriti i due conducenti. I pompieri arrivati dal distaccamento locale hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre gli occupanti delle vetture erano riusciti autonomamente a uscire dalle auto che vedete distrutte. Invece abbiamo sempre dai Vigili del Fuoco, vediamo se riusciamo a farvi vedere anche in questo caso le prime immagini che ci arrivano. Abbiamo un incidente che è successo questa notte. Questa mattina, scusate, appena arrivata, lungo la strada regionale 11 a Barbano di Grisignano di Zocco, per un incidente frontale, anche in questo caso, era l'altro. Allora, questo è un incidente avvenuto stanotte in tangenziale a 57 all'altezza dell'uscita per l'aeroporto in direzione Trieste. Siamo a Venezia, un tamponamento fra mezzi pesanti, è stato estratto l'autista di uno dei veicoli che, nonostante i soccorsi, ha perso la vita nello schianto. Poi naturalmente nei nostri telegiornali tutte le informazioni su questi incidenti. Allora, noi ringraziamo Renzo Rigon per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portarvi a casa oggi, come sempre, tutte le notizie dal Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi, vi invitiamo a seguire TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per tutti gli approfondimenti di quello che è stato visto fin qui e tutto quello che succederà oggi in zona, e vi auguriamo un buon pomeriggio.